Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Amici di Directa Sport, siamo a Usini, benvenuti al Peppino Sau, da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Daniele Poddi che si apprestano a raccontarvi Atletico Uri Sorso e la semifinale dei playoff di eccellenza regionale. Con le squadre nel cerchio di centrocampo andiamo a elencarvi quelle che sono le scelte dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dal Sorso di Pierluigi Scotto, che schiera con il numero 1 Matteo Spanedda, con il 4 Alessio De Rudas, con il 3 Marco Cacace, col 26 Ivan Del Rio, col 33 Giacomo Cocco, col 28 Juan Pablo Gutierrez, con il 7 Luca Rugiu, con il 15 Paolo Scano, col 23 Christian Fois, con il 19 Fabrizio Falchi e con il numero 10 Michele Pulina a disposizione del tecnico sassarese. Ci sono con il 22 Andrea Frau, col 6 Cristiano Latte, con l'11 Federico Altea, col 13 Michele Ocana, col 14 Mattia Caddeo, col 17 Simone Golia, col 18 Matteo Recino. Rispondono i padroni di casa di mister Giuseppe Salaris con la classica e canonica numerazione dall'1 all'11. Ci sono Emanuele Soggia, Federico Pireddu, Alessio Fadda, Stefano Mereu, Roberto Sini, Fabio Puledda, Fabio Mura, Alessandro Piras, Roberto Galante, Marco Pudu e Nicola Sanna a disposizione del tecnico dei giallorossi Marco Mariano, Giovanni Cuccu, Luca Tedde, Matteo Tedde, Nicola Pina, Giovanni Budroni, Alessandro Dalirci. Anche noi ci uniamo al minuto di silenzio che si sta osservando in questo momento al Peppino Sau di Usini. Eravamo debitori di quella che è la terna arbitrale che andrà a dirigere Atletico Uri Sorso. L'arbitro è il signore Michele Iba di Cagliari, il primo assistente Francesco Meloni, anch'esso di Cagliari, il secondo è Flavio Pisu di Oristano. Ricordiamo che il Sorso deve fare a meno degli squalificati Pes, Kerchi e Delogu, tutti e tre fuori quota, formazione romangina che attaccherà da destra e a sinistra rispetto al nostro e vostro punto di osservazione col classico completo bianco-celeste, pantaloncini e calzoncini e calzettoni bianchi. Atletico Uri in giallo-rosso da sinistra a destra, mentre gli assistenti del signor Iba sbrigano gli ultimi convenevoli. Andiamo a ricordarvi che si affrontano la seconda e la quinta della regular season in un campionato di eccellenza che è fatta eccezione per il Castiadas di Sebastiano Pinna. Ha visto nell'equilibrio uno dei fattori principali della stagione. Infatti tutte le partecipanti ai playoff, le altre due sono Stintino e Torres, che si stanno affrontando alla Piramide di Sorso, hanno chiuso la stagione regolare con 54 punti. Arriva ora il primo fischio
di Michele Iba. È iniziata Atletico Uri Sorso, prima palla in profondità della formazione di Scotto, che prova a controllare questo pallone con Pulina a circa 25 metri dalla porta, recupera palla la formazione di casa che ora prova a ripartire con Mura, la palla in verticale a cercare Galante, l'ex giocatore della Torres, schierato oggi titolare da mister Salaris. Fabio Mura, palla all'indietro per Pireddu, rimpallo premia la formazione di casa, rimessa già battuta da Pireddu, là in avanti per l'inserimento di Alessandro Piras. Primo tiro dalla bandierina per la formazione di casa, battuta sul punto di battuta ci sono Piras e il numero 10 Marco Puddu, sta per andare via. Il primo giro di orologio, palla sul primo palo che danza pericolosamente per il Sorso, al limite la girata di Mura, se non abbiamo visto male, con Mancino, palla che termina lentamente e senza impensierire troppo Matteo Spanedda, portiere fuori quota della formazione di Scotto, classe 1997, che mette palla a terra e rilancia con il destro a cercare Fabrizio Falchi, che addomestica questo pallone, la cui traiettoria era stata deviata dal vento che può rappresentare un fattore. Approfittiamo di questa pausa per questo fallo laterale per ricordare quella che è la formula di questi playoff. Qualora le due squadre dovessero terminare i 90 minuti sul punteggio di parità, si disputeranno i due tempi supplementari da un quarto d'ora ciascuno. In caso di ulteriore permanenza del punteggio di parità, sarà l'Atletico Uri, in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare, a qualificarsi per la finale, che vedrà opposte la vincente di questa partita, è quella che, come detto qualche secondo fa, si sta giocando alla Piramide di Sorso tra Stintino e Torres. Calcio di punizione per il Sorso sul punto di battuta del piazzato, il mancino di Giacomo Cocco, autore di un gol in questa stagione, l'ex terzino sinistro del Latte Dolce, messo a segno proprio nella sfida contro l'Atletico Uri interna, giocata in quel di Tergu e vinta dalla formazione di Scotto per 3-2. Tanto si alza la bandierina di Meloni a segnalare una posizione regolare di un giocatore del Sorso. 2 minuti e mezzo sul cronometro del primo tempo al Peppino Sau di Usina. Atletico Uri Sorso sono sullo 0-0. A rimettere pallone in gioco Soggia, l'ha fatta come spesso succede andando vicino da Mereu. Atletico Uri, formazione che raramente butta via un pallone. Questo qua il Sorso recupera sull'auto di destra con Luca Ruggio. È arrivato il fischio del direttore di gara. Una rimessa laterale, anzi un calcio di punizione per il Sorso. Lontano dalla nostra telecamera è arrivato il fallo ai danni di Ruggio, calcio di punizione battuto da Ivan Del Rio, che ha cercato Fabrizio Falchi, che nella circostanza ha allargato il suo raggio d'azione nei pressi dell'auto di destra, cerca il traversone in mezzo, tentativo frustrato dalla deviazione di Cacace. Sorso che prova a tenere alto il baricentro in queste primissime fasi di partita. Falchi che va alla caccia di un calcio d'angolo, si impegna e riesce a tenere il pallone in campo. Alessio Fadda, giovane terzino sinistro della formazione di Salaris, classe 95, 2 reti per lui in questa stagione. Atletico Uri, una delle squadre più piacevoli da vedere in questo campionato di eccellenza. Sono 14 giocatori che Salaris è riuscito a mandare a segno con un suo simile 4-3-3. Atletico Uri che schiera la linea 4, riferimento basso e Mereu, poi di fatto 4 uomini offensivi e mezzo, contando Piras, che Piras si occupa spesso anche della fase di rottura del gioco, danno pochi punti di riferimento alle difese avverse. Atletico Uri un attacco roboante, 63 le reti messe a segno dalla formazione giallorossa. Qua c'è il contrasto tra Galante e Paolo Scano, la rimessa è per il Sorso, l'ha già battuta Giacomo Cocco. Ivan Del Rio ha cambiato fronte di gioco per Alessio De Rudas che agisce nell'insolita posizione di terzino destro, lui che nasce come centrocampista centrale. Cocco non rischia sul pressing di Mura, torna indietro da Cacace, tocca il pallone Gutierrez, il lancio lungo del difensore centrale classe 82 ex Tortolì. Se faccia fallo
su Alessandro Piras a commetterlo è Paolo Scano. Scotto che, viste le assenze per squalifica di Pes Kirchi e De Logu, ha dovuto pescare in fondo alla sua lista di fuori quota per sostituire gli squalificati, tra l'altro Enrico De Logu, ex di turno, esterno alto molto talentuoso. Potrebbe essere una rinuncia importante quella a cui è stato costretto per sanzioni disciplinari mister Pierluigi Scotto. L'Atletico Curi ha guadagnato nel frattempo un calcio di punizione, siamo a circa 25 metri rispetto alla porta difesa da Spaneda, 5 minuti e 45 secondi, quasi settimo minuto al Peppino Sau di Usini, sempre 0-0 tra Atletico Curi e Sorso che qua difende con tutti gli uomini all'interno della propria 16 metri. Calcio di punizione per Mereo, palla lunga sul secondo palo, libera Tacaccia, pallone che però rimane in area di rigore. Il colpo di testa di Gutierrez a deviare il tiro cross di Alessio Fadda. Sale l'incitamento, come sicuramente potrete sentire del pubblico di casa. Occupa la tribuna opposta una folta rappresentanza di sostenitori del Sorso per un Peppino Sau quasi gremito in ogni ordine di posti. Tiro dalla bandierina per l'Atletico Curi, ha battuto Mereu, palla che sfila con un po' di affanno, prova a liberare il Sorso, lo scarico dietro per Pudu, conclusione mancina del classe 87 Marco Pudu. L'Atletico Curi ha costruito così la prima palla gol della partita, l'ha fatta con Marco Pudu, 8 reti in questa stagione per uno dei uomini più talentuosi a disposizione di Salaris. Pudu che agisce da esterno alto a sinistra nel 4-3-3 di Salaris. Qua Caccaccia elude molto bene il pressing di Mura e guadagna la fascia centrale. Il suo tentativo di servizio per Pulina viene sporcato da Piras, palla che viene comunque recapitata in qualche maniera al numero 10, capocannoniere del Sorso, anche il giocatore più vecchio in campo, lui che è una classe 1980, carriera prestigiosa, quella di Michele Pulina. Tra le altre maglie c'è anche quella della Torres, è stato protagonista di un gol pesantissimo in finale di campionato di Serie D con la maglia dei sassaresi. Palla che sfila sul secondo palo, nel frattempo si alza la bandierina dell'assistente, dicevamo, di Michele Pulina, di quel gol pesantissimo segnato a Torre del Greco, che contribuì non poco alla promozione della Torres in Lega Pro. La Torres del presidente Lorenzoni, poi passata tra le mani per una gestione piuttosto disgraziata di Domenico Capitani. Sono questi discorsi che poco mi interessano Atletico Curi e Sorso, che si stanno affrontando da 8 minuti sul terreno di gioco del Peppino Sau. Atletico che avvia come al solito la propria manovra dal basso, lo scarico all'indietro per Sogia, che è costretto ad affrettare il rilancio, a regalare così una rimessa al lato alla formazione di Scotto, già battuta con da Cocco, che ha cercato sulla sua verticale Pulina, che fa la caccia di un calcio di punizione, lo trova con gran mestiere per il fallo di Fabio Puleda, non convintissimo della bontà della decisione del direttore di gara. Chance dunque su palla inattiva per il Sorso, con Cocco sta per calciare col suo educatissimo mancino, così come fatto in precedenza dal Sorso. Tutto l'Atletico Curi è rintanato nella propria area di rigore a difesa della porta di Emanuele Sogia. La battuta di Cocco sul primo palo, la spizzata sul secondo, non riesce a trovare la deviazione vincente Caccaccia, è stata di Del Rio, la sponda ancora Sorso in attacco con Falchi, cross viene deviato da un difensore dell'Atletico Curi. Sogia ha evitato il calcio d'angolo ed ora attende che la propria squadra alzi il baricentro, mette palla per terra, vediamo se sceglierà il rilancio lungo, costretto dalla pressione dei due attaccanti della formazione di Scotto. Qua salta bene Gutierrez ad anticipare Galante, rimessa per l'Atletico Curi già battuta. Sini lancia in avanti con il destro a cercare il movimento di Galante, palla irraggiungibile per l'ex centravanti della Torres, arrivato a Uri a stagione in corso.
mette palla per terra invece Spaneda, arriva il pressing di Galante e il rilancio dell'estremo difensore della formazione biancoceleste. Palla per Pulina, qua c'è un buon anticipo per Puledda, però il possesso è ancora Romangino con il numero 15 Scano, non è fortunato nel rimpallo. Il fallo laterale è giallo-rosso, la battuta affidata Federico Piledo, si fa vedere per ricevere e lo fa Mereo, una palla complicata che l'ex centrocampista del Fertilia della Tedolce riesce comunque ad addomesticare con il ginocchio. Altra messa con le mani per l'Atletico Uri, di nuovo battuta di Piledo, la sponda di Pudu, colpo di testa di Galante, finalmente la palla torna per terra con Pulina che prova a scambiare con Scano, palla profonda per il numero 10, l'anticipo ancora deciso e puntuale di Piledo. Dopo il brivido iniziale ora il Sorso prova a prendere possesso dalla metà campo dell'Atletico Uri. A Pulina, a caccia forse di un corner, il tentativo di cross viene ribattuto da Puledda. 11 minuti sul cronometro, calcio d'angolo per la formazione oggi in trasferta. Attenzione alle torri su tutte. Juan Pablo Gutierrez in questo scorcio di stagione in biancoceleste ha già messo a segno 3 reti, una squadra che non ha segnato tantissimo, quella di Scotto, mentre intanto il direttore di gara Michele Ibba ha qualcosa da chiarire, più di un duello all'interno dei 16 metri della formazione arrivata seconda nel campionato di eccellenza. Abbiamo ricordato come Atletico Uri, Stintino, Torres e Sorso sono arrivati tutti a pari punti, fare la differenza, stabilire la griglia dei playoff, il piazzamento della classifica avulsa nata dagli scontri diretti fra queste 4 squadre che hanno chiuso la stagione regolare tutte a 54 punti. Dato nel frattempo è arrivato un tentativo di Scano nettamente impreciso, col pallone che è andato a finire al di fuori della struttura dello stadio usinese. Sta eccezionalmente ospitando questa sfida interna dell'Atletico Uri. L'Atletico Uri che ha giocato tutte le sfide della scorsa stagione su questo terreno di gioco, quest'anno si è spostato a Olmedo. Oggi, vista la grossa affluenza, si è optato per un impianto con una maggiore capienza rispetto a quello di Olmedo. Calcio di punizione per la formazione di Salaris, sale l'incitamento del pubblico di casa. Calcio di punizione battuto da Mereu, pallone a cambiare lato per Pudu che controlla col ginocchio e con il petto, riesce in qualche maniera ad addomesticare questo pallone, lo scarico indietro per Piras, il cross sul secondo palo, va a cercare Galante che finisce per commettere fallo su Gutierrez. Sorso potrà ripartire con questo calcio di punizione all'interno dei propri 16 metri. 13 minuti 10 secondi, 0-0 il risultato parziale al Peppino Sau di Usini. Spaneda invita i suoi compagni a salire, rilancio lungo rallentato dal vento, il colpo di testa di Piras, prova a lavorare Mura, anticipo di De Rudas è ritenuta regolare dal direttore di gara, poi l'apertura a destra di Fois per De Rudas, il pallone in profondità, si deve impegnare per provare a raggiungere questo pallone Ruggio, la sua pressione costringe Fadda a regalare una rimessa con le mani al Sorso. Gutierrez per Cacace, non completa il giro palla, sceglie questa palla centrale che viene ben letta da Mereu, allora può provare a distendersi in contropiede della formazione di Saladic che perde l'inerzia per la ripartenza, allora preferisce tornare indietro da Fadda, la palla in verticale per Galante, esce attento Spanedda e fa ripartire l'azione dei suoi andando con le mani da Marco Cacace. Ivan Del Rio costringe Cocco ad arretrare, ora il terzino sinistro ex Latte Dolce, non l'unico alla corte di Pierluigi Scotto. Lancio qua di De Rudas a cercare Pulina, va a terra con troppa facilità, non impietosisce il direttore di gara che fa giocare, qua tanto si allacciano Cocco e Pudu.
subito prime scaramucce di questo Atletico Uri Sorso, arrivato al 15° minuto. Alessia, fai battere a Fabio. Piras proprio per Pudu, anticipo di Cocco, rimane a terra, mani sul volto per il numero 33 di Pierluigi Scotto, già vittima di un brutto infortunio nel corso di questa stagione, è rientrato per la fase più calda del campionato. Sembra essere di grave entità il guaio capitato a Cocco. Questo permette alla partita di mantenere uno dei 22 protagonisti. Tanto Pudu riesce in mezzo a tre comunque a controllare questo pallone, lo scarico per Pireddu, la chiusura in scivolata di Cacace. Sale Pireddu per battere la rimessa con le mani, va da Piras, arriva il raddoppio di Cocco, prova a spezzarlo Piras che poi finisce per commettere fallo, se non andiamo errati, sul giovane Paolo Scano, classe 1998, rimasto colpito dall'intervento di Piras. Va a sincerarsi delle sue condizioni il direttore di gara, che autorizza in questo momento i sanitari della formazione sorsese ad entrare in campo per prendersi cura di uno dei fuori quota a disposizione di Pierluigi Scotto. Andiamo a delucidarvi su quelle che sono le scelte dei tecnici in termini di fuori quota. Per il Sorso ci sono Mattia Spaneda, classe 1997, Paolo Scano 1998 e Christian Fois, classe 2000. Poi un portiere e due centrocampisti di fatto, mentre Salaris, anche lui sceglie il fuori quota in porta con Emanuele Sogia, classe 1997, terzino destro Federico Pireddu, classe 2000 e il difensore centrale Fabio Puledda. Gioco fermo ormai da più di un minuto. Si riparte con il calcio di punizione per il fallo di Piras su Scano, a batterlo è Cocco. Allora, avanti per Pulina che controlla la spalla alla porta, prova a guadagnare il fondo del campo puntando Pireddu. Riesce a sgusciare in qualche maniera a Pulina, l'intervento in scivolata di Pireddu è pulito sul pallone. Questa è la decisione dell'arbitro, motivo per cui il gioco ripartirà con un tiro dalla bandierina dopo un avvio con un paio di palle gol. Allora, la partita un po' più tattica, posta in palio altissima. Negli ultimi minuti non sono arrivate grossissime palle gol. Attenzione però a questo calcio d'angolo per il Sorso con Cocco che mette palla sul secondo palo, anticipato Gutierrez, prova a tenere questo pallone in campo Cacace, ma poi preferisce proteggere la rimessa con le mani che è a suo favore. Si fa vedere per ricevere questo pallone Christian Fois. Cacace sceglie Ruggio all'interno dell'area di rigore, palla ancora per il numero 3, cross mancino su cui esce Emanuele Sogia. È arrivato il fallo di Gutierrez sul portiere dell'Atletico Uri. Arriva il fischio dell'arbitro e il conseguente rilancio di Sogia, dopo di testa di Ruggio riceve Falchi molto lontano dalla porta, arriva l'inserimento di Fois, il cross di Falchi è interessante, non arriva nessuno, poi la conclusione mancina di Luca Ruggio, conclusione troppo strozzata, non prende una velocità adeguata e atta a impensionire Sogia, che può bloccare agevolmente questa sfera, mettere a terra. Si apre Pireddu, vediamo quale sarà la scelta di Sogia, che va a lungo a cercare la testa di Galante, che anticipa Gutierrez, altro colpo di testa questa volta di Mura, rilancio con il destro a pulire la propria tre quarti di Cocco De Rudas con la schiena, poi ancora Atletico Uri con Mura, l'apertura col sinistro di Alessio Fadda viene sporcata nel campo per destinazione.
tengo in aria, dai che ci sia. Sembra rifare la battuta lunga di Alessio Fada, perché Mereu è marcato a vista da Christian Fois, rimessa con le mani lunghissime all'interno dell'area di rigore romangina. Libera la formazione di Scotto con Cocco, poi alza questo campanile, Christian Fois va a saltare di testa Fabrizio Falchi, si gioca con Gutierrez che va un po' a pestarsi i piedi con un compagno, l'Atletico Uri riconquista ancora questo pallone con Pudu, cambio gioco col mancino di Pudu, gran controllo di Alessio Fada, poi palla nell'area di rigore, destro dal limite di Fabio Mura, palla alta con Spanedda che osserva la traiettoria della conclusione, terminare ben distante dalla porta da lui difesa. Stiamo per arrivare a metà del primo tempo al Peppino Sau di Usini, punteggio di 0-0 tra Atletico Uri e Sorso. Lancio col destro di Spanedda, salta Piras, la palla qua per Mura che spezza il raddoppio, si gioca per il vantaggio, Piras c'è davanti al limite dell'area, l'apertura per Pudu, area di rigore, Pudu prova col mancino, non apre sufficientemente il compasso Pudu, la sua conclusione risulta innocua per Spanedda, avrebbe forse potuto controllare Marco Pudu e prendere con la mira con maggiore serenità. Ghiotta occasione qui per l'Atletico Uri, nata dalla grande giocata di Fabio Mura, lo stesso Fabio Mura è ora a terra per un colpo subito proprio all'origine di questa che può essere considerata la più ghiotta pallagol dell'incontro, arrivata al 22esimo del primo tempo. Pudu che ha invece offerto un cioccolatino a Spanedda, non ha avuto problemi a bloccare la conclusione del numero 10 dell'Atletico Uri. Abbiamo detto 8 reti per lui. L'Atletico Uri che ha in Matteo Tedde con 14 reti il suo marcatore principe. Matteo Tedde in panchina in condizioni non ottimali dopo un brutto colpo subito nell'ultima sfida di regular season contro la Ferrini, pareggiata alla formazione di Salaris con il punteggio di 1-1 di Argiolas e Galante. Le marcature che hanno determinato l'1-1 finale, qua l'intervento in tackle di Cocco a fermare Pudu, rimessa con le mani per l'Atletico Uri, batte Piredu, lo scarico per Piras, si va ancora dal terzino destro che prova ad andare via in velocità, poi Piras va a calciare addosso questo pallone a Scano, rimessa che dal nostro punto di vista pareva essere giallo-rossa di diversa e decisamente opposta opinione il secondo assistente Flavio Pisu di Oristano, che va a completare la terna composta dal fischietto di Michele Iba, dall'altra bandierina, quella in corrispondenza delle panchine di Francesco Meloni. Tanto il direttore di gara va a redarguire Pulina, coinvolto nella chiacchierata anche Capitan Cacace. Messa con le mani, battuta da Cocco, la spiazzata di Pulina, salta ancora il 10 con Piras, lancia in avanti, Scano a cercare Falchi, colpo di testa a liberare della retroguardia giallo-rossa. Ora Pudu, apertura sulla sinistra, De Rudas in anticipo, poi l'apertura mancina a memoria di Caccaccia per Falchi, forse un tocco con la mano, si gioca per il vantaggio per Falchi, prova a sfondare, palla al limite dell'area, a conclusione pericolosissima di Christian Fois, è arrivata anche la grossa palla gol per il Sorso, è arrivata al 25esimo minuto la conclusione di Christian Fois, numero 23 della formazione di Scotto, classe 2000. Marzo 2000, Christian Fois non è il più giovane giocatore della formazione biancoceleste. Panchina c'è Cristiano Latte, anch'esso classe 2000, ma nativo di ottobre e non di marzo, come il coetaneo Fois, che qualche secondo fa è andato vicino al punto da 0-1. Lancio lungo in avanti di Cocco, poi prova a far
farsi largo Galante, va a toccare Cocco all'altezza del Kocic, rimane a terra. Esperto esterno basso sinistro del Sorso, altra interruzione, non la prima, di una partita finora piuttosto spezzettata al Peppino Sau di Usini, il cui logico punteggio è finora di 0-0. Rugiu per Gutierrez, Giatera del Rio e non Rugiu, là in avanti poi di Gutierrez, libera la retroguardia giallo-rossa, pallone che termina oltre il campo per destinazione, rimessa con le mani per la formazione ospite. Batte Cocco, Pulina prova a proteggere il pallone nell'ultimo tocco di Pireddu, seconda rimessa laterale consecutiva in favore della formazione allenata da Pierluigi Scotto. Cocco per Pulina, raddoppio vincente stavolta della formazione di Salaris, poi in qualche maniera libera la squadra di casa. Pallone ancora nella disponibilità dei biancocelesti con De Rudas, la palla in verticale di Gutierrez non è precisa, arriva però un giocatore del Sorso sulla seconda palla, la palla ora all'interno dei 16 metri per Pulina, che può andare a cercare il fondo del campo col sinistro, poi lo scarico all'indietro per Paolo Scano, il cross col mancino sul primo palo non è controllabile da Cocco, allora può ripartire l'Atletico Uri con Marco Pudu, scarico all'indietro per Federico Pireddu, si torna da Soggia, va ancora dal suo terzino destro, palla profonda sulla verticale a cercare Pudu, controllo con il petto disturbato da Cacace, poi Pulina viene anticipato, pallone che arriva, è controllata forse con un braccio da Pulina, si gioca però secondo il direttore di gara, poi l'intervento in tackle di Michele Pulina a impedire il rilancio di Stefano Mereu, un autentico metronomo nella formazione di Salaris, ex centrocampista di Fertiere Latte Dolce. Lui a orchestrare la manovra della formazione Olgi in casa. Il rilancio mancino è svirgolato da Juan Pablo Gutierrez, arrivato dal Tortolì dopo lo smantellamento invernale, a cui più di una formazione di eccellenza ha attinto qua l'apertura con il tacco di Pudu, disturbato in maniera regolare. Saltano Pulina e Pireddu, tocca il primo, possesso giallo-rosso, poi Cocco all'esterno del sinistro, Pireddu, la chiusura di Scano, si impegna per tenere questo pallone in campo Cocco e ci riesce, però Sorso che non riesce a imbastire una manovra pericolosa. Soggia con estrema freddezza va da Roberto Ossini, non sceglie il lancio lungo, si torna dietro da Soggia. Pireddu va a alzarsi la pressione del Sorso, va all'indietro da Roberto Ossini, eccola la palla lunga a cercare Galante, controlla Ivan Del Rio, il rilancio lungo a cercare Michele Pulina, l'anticipo di Pireddu, ma si era alzata in precedenza la bandierina di Meloni a segnalare la posizione irregolare di Michele Pulina. 13 reti nel campionato per l'attaccante che aveva iniziato la preparazione estiva con l'Ossese in promozione, poi il blitz negli uomini mercato del Sorso a strapparlo alla formazione che sta lottando per la vittoria del campionato di promozione. Parliamo del girone B, tanto Rugiu qua tiene in campo questo pallone, prova ad andare via l'1 contro 1, sceglie lo scarico all'indietro per De Rudas, il cross è lunghissimo sul secondo palo, Pulina riesce in qualche maniera a rimettere in mezzo, facendolo però dopo che la sfera aveva oltrepassato la linea di fondo. 30° minuto al
Peppino Sau. 0-0 tra Atletico Uri e Sorso. Soggia va vicino da Piredu. Piras si fa vedere Puddu. Brutta palla qui di Puddu, che forse aveva messo in fallo laterale per buttare fuori un pallone in più. Gioca il Sorso con Cocco. Caccace di testa. Pulina controlla con l'esterno del destro. Il rilancio lungo di Piredu dopo il recupero palla per l'Atletico Uri. Qua Gutierrez anticipato, anzi Del Rio anticipato da Galante. L'Atletico Uri però non riesce a dare il ritmo alla sua manovra, sventagliata troppo lunga per tutti, la palla che termina in fallo laterale. Con le mani Cocco, riceve Fois, poi fa sportellate Fabrizio Falchi, palla imprecisa quindi Del Rio, può ripartire l'Atletico Uri con Fabio Mura, si allarga a sinistra Sanna, finora pochi palloni toccati dall'ex centrocampista dell'Usinese. Cambio gioco di Nicola Sanna a metà tra Galante e Puddu, può controllare Cocco e perfezionare il disimpegno con l'aiuto di un compagno. Duello aereo vede vincitore Fada, che recupera questo pallone nel duello aereo con Fabrizio Falchi, prova a lanciarsi, un'azione solitaria, andrà alla caccia presumibilmente di un calcio d'angolo senza però trovarlo. Rilancio lungo di Gutierrez, controllo di Sanna, palla a sinistra per Fada, cross in mezzo, respinge ancora la difesa bianco-celeste, ancora Atletico Uri con Sini, va a scambiare con un compagno, palla di ritorno sempre per il numero 5 Mereu, non rischia la giocata e torna indietro da Soggia nel tentativo di stanare il Sorso, che però rimane molto prudente, molto guardingo, squadra carte d'identità alla mano molto esperta, quella di Pierluigi Scotto. Sorso che potremmo definire una sorta di finta neopromossa, sicuramente con ambizioni maggiori rispetto alla salvezza. Rilancio lungo di Cocco, cercare uno tra Falchi e Pulina, trovare nessuno dei due, tanto qua con estrema serenità Roberto Sini raccoglie gli applausi del pubblico locale, apre a sinistra per Alessio Fada, la palla in verticale per Fabio Mura, che viene steso da Cacace, se non andiamo errati. È arrivato sicuramente il cartellino giallo, potrebbe essere capitano Marco Cacace, il primo ammonito della contesa. Invece si tratta di Juan Pablo Gutierrez, il primo cartellino giallo della partita, primo cartellino giallo per il difensore centrale Juan Pablo Gutierrez. Calcio di punizione per i giallorossi. Sorso di nuovo tutto basso, la protezione della propria area di rigore, metterà verosimilmente palla in mezzo Stefano Mereu. Difficile trovare la porta da quella posizione, vediamo se il regista di Salaris ci smentirà o cercherà la testa di qualche compagno. Arriva il tentativo di Mereu, la deviazione di Pulina, salta Mura, con grande personalità va a togliere di palla la testa a Matteo Spanedda. Che abbranca una sfera che poteva essere complicata, cavandosela in maniera molto egregia. Tanto qua Mereu di testa, tocca sulla sinistra, aveva stretto la sua posizione Fabio Mura, non ha potuto ricevere questo pallone, rimessa laterale per il Sorso, batte De Rudas. Ruggio viene anticipato, prova ad andare via Mura, apertura per Nicola Sanna, intervento sul pallone di Luca Ruggio. Allora riparte il Sorso con Capitan Cacace. Ottimo ripiegamento difensivo qua di Galante, il lancio lungo di Mereu a cercare il movimento di Puddu, la cava Cocco, poi Scano, anticipa Galante, arriva la segnalazione di offside del secondo assistente, il signor Flavio Pisu. Si lamenta il pubblico di casa.
Tanto Iba che fa a redarguire Pudu, che si becca il cartellino giallo. Dunque, secondo ammonito della partita, una cartellino per parte, Gutierrez per il Sorso e Pudu per proteste. Al 36esimo minuto del primo tempo, 0-0 il risultato parziale al Peppino Sau di Usini tra Atletico Uri e Sorso. Cocco col sinistra a cercare la testa di Falchi, dato corto dell'area per il numero 19, cross insidioso, l'ottima chiusura di Roberto Sini, che però non può evitare di concedere un calcio d'angolo a Scotto, mentre arriva un altro cartellino giallo. Dovrebbe essere Fadda il giocatore ammonito. Difficile avere certezza dal nostro punto di osservazione. Iba ha estratto il cartellino giallo. Davanti a sé c'erano almeno 3 giocatori, ma sentiamo di sbilanciarci. Dovrebbe essere proprio Fadda, vittima del provvedimento disciplinare. Calcio d'angolo per il Sorso, palla su secondo palo, non la tocca Soggia. C'è il salvataggio sulla linea di Pireddu, forse. Sorso è andato vicinissimo al gol. Salvataggio sulla linea che vale un gol, quello del terzino destro classe 2000. È andato a vuoto nell'uscita Emanuele Soggia. Sorso è andato vicinissimo al gol dell'1-0. La bandierina va pulina. Nella di rigore c'è Falchi, c'è Gutierrez, c'è Del Rio. Cross sul secondo palo di Pulina, decisamente più sicuro in questa circostanza Soggia. Prova a far ripartire veloce il Sorso, ottimo intervento in tackle di Paolo Scano. Atletico Curio ha riconquistato il pallone. Si fa vedere per ricevere questo pallone Alessio Fadda, tentativo di servizio sulla verticale a cercare Mura, alla sporcata, rimessa con le mani per la formazione di casa. Ad andare via Sanna, abbandona la sua posizione da difensore centrale Gutierrez per evitare il traversone dalla sinistra di Nicola Sanna. Dai un incoraggiamento particolare. Atletico! Un gol per Nicola Sanna nel terzo di questo campionato. Attenzione alla rimessa lunga di Fadda a cercare la testa di Mura. Pudu viene anticipato da Cocco. Pulina non riesce a tenere vivo questo pallone. Pudu alla di ritorno complicata per Pireddu, che comunque la domestica decisamente bene. Quella di Del Rio nel nulla dell'attacco biancoceleste. Mereu preferisce proteggere, rimessa con le mani in cui lui stesso si incarica. Poi Pireddu si protegge sul pressing di Fois. Va il fallo, questo duello tra millennial. Calcio di punizione per l'Atletico Uri, 39esimo minuto, reti ancora inviolate. Il Sorso poco fa è andato vicino al gol dell'1-0, ci è voluto il provvidenziale salvataggio sulla linea di Federico Pireddu a evitare il vantaggio della formazione di Scotto. Alla sventagliata sulla destra a cercare Pireddu, ci mette una pezza di testa Cocco. Dai avanti Pireddu! Dai avanti! Con le mani è andato Pireddu, ha fatto sfilare Pudu, ha controllato Piras, siamo all'altezza della bandierina del corner, alla caccia di un calcio di punizione, l'ex centrocampista tra le altre della Torres. Non è arrivato il fischio gradito, sarebbe stato gradito alla formazione di casa e dai suoi sostenitori. Rimessa dal fondo per il Sorso, lancia a lungo Spanedda, traiettoria
modificata dal vento. Cocco la valuta non benissimo, rimessa laterale per l'Atletico Ura, grande giocata di Piras e prova a vincere il rimpallo con Del Rio. Ultimo tocco è di Piras, altra rimessa dal fondo e cartellino giallo del direttore di gara. Ammonito anche Piras, 3 ammoniti per l'Atletico Uri, tutti per proteste, Fadda, Piras e Puddu. E Mereu va a chiedere spiegazioni dal signor Michele Iba di Cagliari, che ricordiamo dirige l'incontro coadiuvato dagli assistenti Francesco Meloni e Flavio Pisu. Provano a farsi sentire anche i sostenitori del Sorso. Spaneda va corto col mancino, riceve Gutierrez, Cacace a cercare Fois, anzi Scano, palla in avanti a cercare Pulina, anticipo di Puledda, farà però Sorso, interviene in scivolata e riesce ad aprire questo pallone sulla destra il numero 23 Fois, il cross di De Rudas, grande controllo, un po' lungo della verità con l'esterno del destro di Falchi, finta di Mereu che manda al bar ed elude la pressione di Scano, poi c'è fallo. C'è fallo su Puddu, gioca l'Atletico Uri, lancio lungo di Mereu a cercare Mura, va a terra nel contatto con De Rudas. Il campanile alzato dal numero 4, colpo di testa di Ruggiu a prolungare, poi l'anticipo secco di Mereu su Fois, apertura a sinistra per Fadda, cross col mancino su secondo palla a cercare Puddu, alla messa al volo l'esterno del sinistro in mezzo. Cocco deve concedere il corner, la formazione di casa che prova l'assalto finale, questi 3 minuti più eventuale recupero che mancano ai 2 fischi di Iba che manderanno le squadre a riposo. C'è l'angolo battuto da Puddu, palla sul secondo palo, ha segnato l'Atletico Uri. Siamo al 43esimo minuto sugli sviluppi della palla inattiva, ha svettato Fabio Puledda, ha segnato l'Atletico Uri, ha segnato Fabio Puledda, 43esimo minuto, e l'Atletico Uri la sblocca in finale di frazione. Cross arrivato da destra, colpo di testa vincente di Fabio Puledda, è arrivato il gol del numero 6 per Puledda. Si tratta del secondo gol in questo campionato, lui aveva trovato il primo gol del suo campionato nella sfida interna giocata proprio su questo manto erboso contro la Torres di Mister Tortora. Lancio lungo di De Rudas, stacca Sini, Del Rio va da Cocco, all'indietro da Spanedda. Arriva il fallo di Del Rio all'interno del cerchio di centrocampo. Un minuto e mezzo. Calcio di punizione battuto da Mereu, l'apertura a destra per Pireddu, si abbassa per ricevere questo pallone Puddu, palla tra le linee per Mereu, ancora Puddu, chiama il cambio di gioco, scivola al momento dell'impatto col pallone, recupera il Sorso con Falchi, prova a correre in contropiede la formazione di Scotto, poi c'è l'anticipo di Puledda sul numero 15 Scano, che diventa il quinto ammonito di un intenso primo tempo, secondo ammonito per il Sorso, l'altro è Gutierrez. Per l'Atletico Uri cartellini gialli somministrati a Fadda, Piras e Puddu. È iniziato l'ultimo giro di orologio al Peppino Saudi Usini, l'ha sbloccata il colpo di testa di Fabio Puledda. Mereu apre a sinistra per Fadda, cerca sulla sua verticale Nicola Sanna, anticipo di testa di Gutierrez in faro laterale. Vediamo un po' quali saranno gli aggiustamenti
proposti da mister Scotto per andare alla caccia quantomeno di quel gol che potrebbe trascinare la sfida ai supplementari. Ricordiamo supplementari previsti in caso di parità. Parità che qualora dovesse permanere dopo i 120 minuti andrebbe a premiare Atletico Uri in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare. Messa con le mani, solita, stavamo per dire solita lunga gittata di Fada, che però questa volta sceglie la soluzione corta andando da Nicola Sanna. Poi il cross col destro è lungo per Pudu che prova a tenere in campo questo pallone, sbilanciato da Cocco. Tocca questo pallone nel tacco, lo tiene in campo ma non trova nessun compagno pronto a ricevere il frutto del suo sacrificio. Mereu per Piras, Pudu all'indietro da Pireddu, lancio lungo di Puledda, spizzata a cercare Galante, tentativo di cross in mezzo, deviazione di Gutierrez mentre sta per andare via il primo minuto di recupero. Francamente ci siamo persi la segnalazione dell'extra time del signor Michele Iba di Cagliari. Ora calcio d'angolo per Atletico Uri. Ora Pudu, stavolta lungo per tutti. Messa dal fondo per la formazione ospite. È già un minuto oltre, un minuto e mezzo. Lungo Spanedda con il destro, salta con una discreta libertà Sini, fa la stessa cosa Cacace, la che rimbalza più volte all'interno del cerchio di centrocampo. Poi Mereu senza troppi fronzoli scaglia il pallone nel settore ospiti occupato dalla nutrita rappresentanza di tifosi romancini. Atletico Uri che guadagna un calcio di punizione ma non c'è tempo per batterlo. Dopo 2 minuti di recupero arrivano i 2 fischi di Michele Iba di Cagliari a sancire la fine del primo tempo al Peppino Sau di Usini. Atletico Uri 1, Sorso 0, decide il colpo di testa di Fabio Puledda sugli sviluppi di un corner calciato dal fronte di destra. Noi ci prendiamo una piccola pausa e ci risentiamo fra circa 15 minuti per il secondo tempo di Atletico Uri Sorso. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Mannu, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Amici di Diretta Sport, di nuovo live dal Peppino Sau di Usini. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Atletico Uri e Sorso e la semifinale dei playoff del campionato di eccellenza regionale, prima frazione che si è chiusa con i padroni di casa in vantaggio con il punteggio di 1-0 per effetto della rete messa a segno sugli sviluppi di un corner da Fabio Puledda, che ha incornato in maniera vincente battendo imparabilmente Matteo Spanedda, rete del difensore centrale dell'Atletico Uri, arrivata al 41esimo minuto del primo tempo, mentre c'è un cambio nelle file della formazione di Luigi Scotto. Dovrebbe essere uscito
Ivan Del Rio a cedergli il posto il numero 17, classe 1996, Simone Golianti. È arrivato il fischio del signor Iba a decretare l'inizio di questo secondo tempo. Vediamo come e se si modificherà lo scacchiere tattico di Pierluigi Scotto. Sorso che ha l'obbligo e il dovere di raggiungere almeno il gol del pari per allungare la sfida e potersi giocare la qualificazione alla finale nei tempi supplementari. Ricordiamo infatti che in caso di parità dopo i 120 minuti sarà l'Atletico Uri ad approdare in finale in virtù della miglior posizione nella stagione regolare. 30 partite che hanno decretato Caseras escluso un equilibrio estremo nella zona alta del campionato di eccellenza. 4 squadre hanno chiuso la stagione a quota 54. Sono le due contendenti di oggi, Stintino Torres che si stanno sfidando alla piramide di Sorso. Tanto è rimasto a terra Luca Ruggiu, gioca il Sorso, controllo di petto, uno dei primi palloni toccati dal classe 1996 Golia. Torna indietro da De Rudas che va da Gutierrez, completa il giro palla andando da Cacace. Riceve lontano da porta Falchi, la sponda, poi l'apertura a memoria sulla sinistra per Golia che può andare a puntare Alessio Fadda. Golia prova a guadagnare il fondo, il rimpallo premia il giocatore del Sorso, si alza la bandierina dell'assistente, palla che a giudizio di Flavio Piso aveva oltrepassato la linea di fondo, motivo per cui il gioco dopo 1 minuto e 50 secondi nel corso del secondo tempo riprenderà con un calcio d'angolo in favore del Sorso. A batterlo è Golia, la palla sul primo palo, ben appostato Mereu, colpisce di testa ma non può impedire la seconda possibilità dalla bandierina per gli uomini di Pierluigi Scotto. Palle inattive che possono recitare un ruolo importante per la formazione biancoceleste vista la fisicità della formazione di Scotto. Qua c'è un cross sul secondo palo, Sogia non la tiene, è arrivato però il fischio di Ibba disturbato in maniera irregolare qua l'estremo difensore Emanuele Sogia, che nel corso del primo tempo è andato a vuoto in un'uscita regalando quella che è stata la palla gol più ghiotta per il Sorso. Si è voluto un gran salvataggio sulla linea di Federico Piredu a impedire alla squadra di Mister Scotto di portarsi in vantaggio. Lancia a lungo Sogia, salta Galante, sponda per Pudo, alleggerimento all'indietro per Piras, perde palla sull'attacco di Pulina, prova ad andare via il numero 16, la palla per Falchi, il movimento di Pulina, si gioca per il vantaggio, rimpallo per un attimo, rischia di premiare Fois, direttore di gara che osserva lo sviluppo dell'azione e poi dopo aver concesso la regola del vantaggio è andato a concedere il calcio di punizione alla formazione oggi in trasferta. Cumulo di uomini attorno al punto di battuta, Iba comunica a Sogia, sarà lui a decretare la ripresa del gioco, dando fiato al suo fischietto. Sarà presumibilmente Michele Pulina a cercare la conclusione, autentico specialista Pulina. E anche Cocco va a Pulina con il destro, palla che si abbassa, è centrale, controlla con le mani Emanuele Sogia in 2 tempi, apertura sempre con le mani a cercare il numero 7 Mura, anticipato da Cocco e poi scivola, Mura non ne approfitta, sbaglia un controllo non impossibile, rimessa laterale per il Sorso, batte De Rudas a farsi vedere Golia. Altra rimessa al lato per il Sorso, va De Rudas, Falchi anticipa Mereu, poi il controllo di Fois che in qualche maniera arriva nella disponibilità di Luca Ruggio al limite del tentativo di apertura sulla sinistra, non trova Pulina, pronto a ricevere ma ancora Sorso che ora prova con maggiore determinazione a occupare con discreta frequenza la metà campo difensiva dell'Atletico Uri, ma con l'esterno del sinistro Cocco non riesce a controllare questo pallone Ruggiu, poi forse c'è fallo su Falchi, si gioca disimpegno affezionato da Fadda, fa spalla con il neoentrato Golia che alla fine commette fallo. Fadda vede la ripresa del gioco, il tentativo di ripresa del gioco disturbato dal
numero 17 Golia. Mereu, c'è campo per andare Nicola Sanna, si apre per ricevere questo pallone, lo fa in questo momento Mura. All'indietro per Mereu, a destra c'è Pudu, Mereu sceglie di andare all'indietro da Roberto Ossini. Perde metri l'Atletico Uri, ma nella fattispecie va a far stancare il Sorso, che non ama tantissimo correre senza palla, quella di Scotto, De Rudas, Gutierrez, all'indietro da Spanedda. Sesto minuto in corso, 1-0 al Peppino Sau di Usini, decide il colpo di testa di Puledda. Fa Galante anticipato in maniera regolare da Gutierrez, che prova un'escursione nella metà campo offensiva, non di certo il suo pezzo forte. Sorso che però ha già recuperato palla, Gutierrez è rimasto a terra, gioca il Sorso. Cambio gioco di Cocco a cercare Golia, eccolo il controllo dell'esterno destro che non rischia di puntare, Fadda, scarica all'indietro per De Rudas con l'esterno del destro a cercare la profondità, a cercare Michele Pulina, anticipo secco di Puledda. Riparte la formazione di casa con Pudu che controlla in due tempi, arriva in ritardo, finisce per commettere fallo su Christian Fois. Marco Pudu deve stare attento, ricordiamo che il numero 10 della formazione di Salaris è uno dei 5 ammoniti del primo tempo, gli altri 4 sono Gutierrez e Scano per il Sorso, Fadda e Piras per i padroni di casa. Salgono le torri del Sorso, arrivano sia Cacace che Gutierrez, aperto a destra provvisoriamente solo c'è Golia, vediamo quale sarà la soluzione scelta da Cocco. Palla sul secondo palo, a cercare la testa di Ruggio, anticipato bene da Fadda, allora può ripartire la formazione di casa con Galante, prova generosa del numero 9 dell'Atletico Uri che spinto dal proprio pubblico fa salire la sua squadra, raccoglie gli applausi del pubblico scaricando all'indietro per Fadda. Sanna sbaglia questo pallone, controlla Pulina, può provarci il Sorso, brutta palla per Cacace, può lanciarsi il contropiede l'Atletico Uri che è Piredu che guadagna metri a grandi falcate, lo aspetta Cocco, Piredu si allunga il pallone e l'Atletico Uri perde una potenziale chance importante. Questa palla in profondità per Pulina che è troppo pigro, aspetta sui piedi questo pallone, più lesto di lui ad anticiparlo Roberto Ossini. Scano vicino da Cacace, disturbato fallosamente da Sanna. Punizione per il Sorso, ottavo minuto al Peppino Sau di Usini, 1-0 per i ragazzi di Salaris. Cocco va a profondo a cercare Pulina, esce sicuro, la sua una sfera piuttosto facile Emanuele Sogia, apertura sulla destra con le mani vicino da Piredu. Per vedere Piras, si torna da Piredu. Per pressing solitario Falchi, rilancia lungo Sogia, colpo di testa di Piras, tiene in campo questo pallone Mereu che prova ad andare a memoria e al volo per Mura, controlla Gutierrez con discreta libertà, poi Golia nel cerchio di centrocampo per Ruggio, l'apertura a sinistra è difficile da raggiungere per Falchi, spalla a spalla del numero 19 del Sorso con Piredu. L'ultimo tocco è giallo-rosso, la rimessa è bianco-celeste. Siamo promesso. Cocco scambia con Scano, una sventagliata sul fronte di destra, deve arretrare il proprio raggio d'azione per raggiungere questo pallone Golia, pallone che però era stato toccato da un giocatore della formazione di casa. L'Atletico Uri che si abbassa nella propria metà campo, apertura di De Rudas, cercare il movimento in profondità di Cocco. Gutierrez ha temporaneamente abbandonato il terreno di gioco, vittima di un infortunio a Sorso, provvisoriamente in 10 uomini. Qua l'anticipo di Cacace che butta palla fuori. Si prende cura i sanitari del Sorso, si prendono cura di Juan Pablo Gutierrez. L'Atletico Uri Ora ritorniamo la palla.
Prova il Sorso con Cacace, lancio lungo col mancino, Pulina anticipato, vita facile Puleda nel duello aereo, Pulina che forse andrebbe servito più con palla a terra per sfruttare il suo baricentro basso, la sua ottima velocità, caratteristica principale del bomber del Sorso, classe 1980. Qua prova a ripartire in contropiede dell'Atletico Curi, c'è un provvidenziale intervento di Scano che riesce in qualche maniera a tenere il pallone in gioco, lo controlla Piras, all'indietro da Pireddu, poi il lancio lungo di Puleda, prova il Sorso, il piegamento profondo di Mura che riesce a recuperare questo pallone, c'è fallo di Fois su Mura, calcio di punizione per l'Atletico Uri che conduce al punteggio di 1-0. Mereu, Fadda, scambiato numero 3 numero 4, riceve Mura e pettina col destro, apre col sinistro, scusate, era Nicola Sana che è andato da Mura. Fadda scucchiaia questo pallone per Sana che gode di una discreta libertà, sull'out di destra arriva ora la marcatura di De Rudas e il raddoppio di Golia, prova in qualche maniera a sgusciare Sana che si allaccia con il numero 17 del Sorso, calcio d'angolo per la formazione di casa che dunque può tenere distante il Sorso dalla propria tre quarti e proteggere il preziosissimo gol di vantaggio arrivato al 41esimo del primo tempo sugli sviluppi di un corner con l'inzuccata di Fabio Puleda. Calcio d'angolo che sarà battuto da Mereu, sono salite le torri dell'Atletico Uri, palla sul secondo palo, può staccare Galante, anticipato da De Rudas, prova a correre in contropiede il Sorso con Cocco che riesce a tenere in campo questo pallone ma non a servire in maniera ottimale. Fois recupera palla, l'Atletico Uri Sogia abbandona la propria area di rigore, va a rilanciare con il collo del piede destro a sponda di Galante, il controllo di Piras. Prova ad andare con il filtrante, c'è fallo di Piras, così come Pudo in precedenza. Va bene a dosare l'intensità dei propri interventi l'ex centrocampista della Torres. Prepara un cambio mister Salaris, Sorso batte questo calcio di punizione, sponda di Gutierrez, Falchi e Pulina troppo vicini, rischiano di pestarsi in piedi, nessuno dei due riesce a controllare questo pallone, poi il rilancio lungo della difesa dell'Atletico Uri, controllo di Cocco che non va indietro dal proprio estremo difensore, deve affrettare il lancio lungo per il pressing di Galante, ora il colpo di testa di Nicola Sanna col collo, esterno del destro De Rudas. Lancio del numero 4 ospite, controllo del numero 4 di casa, poi Falchi fa sportellate lontano dalla porta, guadagna un calcio di punizione, arriva un altro cartellino giallo. Dunque, cartellino giallo per un giocatore dell'Atletico Curi, dovrebbe trattarsi di Nicola Sanna. Quarto cartellino giallo per la formazione di Salaris, 2 sono i giocatori del Sorso finiti nel taccuino dei cattivi del direttore di gara Michele Ibba. Cocco col mancino all'interno dei 16 metri di casa, libera di testa, Fadda può controllare questo pallone, non lo fa in maniera perfetta Fois, il tentativo di imbucata per Golia, mentre è pronto il cambio in casa Atletico Uri, vediamo chi sarà il nuovo entrato, esce Roberto Galante ed entra il numero 14 Luca Ted al 60° minuto. Dunque toglie l'unico centravanti di ruolo mister Salaris, vediamo come andrà a disporre i suoi. Galante che fungeva dal punto di riferimento offensivo, tratto il classe 93, Luca Ted gioca Mereu, qua Fadda svirgola il rilancio, palla che termina in tribuna non troppo distante dalla nostra postazione, rimessa con le mani
per il Sorso, batte De Rudas, riceve spalla alla porta Golia, lo scarico all'indietro per il numero 4, l'appoggio per Cacace. Pressing di Sanna e l'uso con serenità dal Sorso, il lancio di Cocco però non trova nessun compagno pronto a ricevere. Ruggiu di prima per Golia, palla complicata per Falchi, prova a sbucare alle spalle della linea difensiva Pulina, fa buona guardia Sini senza troppi fronzoli, libera la propria area di rigore. Atletico Uri, squadra dal importante rendimento casalingo, 10 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta tra le mura amiche per la formazione di Salaris, 40 gol fatti e solo 15 subiti. Rendimento esterno del Sorso invece è fatto di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, 16 gol, i gol fatti, 18 quelli subiti. 63 gol fatti dall'Atletico Uri, attenzione qua all'autogol clamoroso, ha pareggiato il Sorso, 61esimo minuto, autogol clamoroso sugli sviluppi del calcio di punizione, la deviazione sfortunata è di Alessio Fada, dunque al 62esimo minuto al Peppino Sau di Usini ha pareggiato il Sorso, clamoroso autogol di Alessio Fada, suo tentativo di chiusura aerea è terminato sul palo interno e poi è andato a gonfiare la rete della porta, difesa da Emanuele Soggia, un fulmine al ciel sereno per la formazione di Salaris che pareva decisamente in controllo. Ora vediamo se il Sorso sarà ringalluzzito dal punto del pari, arrivato al 62esimo minuto, autogol di Alessio Fadda su quello che sembrava essere un innocuo cross dalla tre quarti. Dunque al gol di Fabio Puleda, arrivato al 41esimo del primo tempo, è arrivato il pareggio del Sorso al 62esimo, autogol di Alessio Fadda. Sfida che chiaramente con questo punteggio si prolungherebbe fino ai tempi supplementari. Non è la stessa idea, però l'Atletico Uri qua prova a sfondare con Nicola Sana, l'ultimo tocco nel rimpallo è di Fabio Mura, la rimessa è per il Sorso. Con le mani fa De Rudas, Falchi disturba Fadda, arriva il fischio, il calcio di punizione è per il Sorso. Batte De Rudas, palla lunga per Falchi che prova a prendere posizione. Si alza la bandierina del secondo assistente Flavio Pisu e dà una grossa mano, una decisione al direttore di gara, segnalando il controllo con la mano sinistra di Fabrizio Falchi. Fino alla partita di grande quantità del centravanti ex tra le altre Latte Dolce e Tergu, 8 gol del suo campionato. Ha battuto il calcio di punizione l'Atletico Uri. Mereu ha provato ad andare in verticale, intercetta la traiettoria Cocco e poi svirgola col sinistro, concedendo la rimessa al lato alla formazione di Salaris. Il tutto quando siamo giunti al 19esimo minuto del secondo tempo. Atletico Uri e Sorso sono sul punteggio di 1-1 al Peppino Sau di Usini. Colpo testa di Falchi all'indietro, ci mette una pezza dei Rudas, controtempo salta Ruggio, recupera palla la formazione di casa con il neoentrato Luca Tedde. Tentativo di apertura viene deviato da un giocatore del Sorso, la rimessa è per i giallorossi, battuto Fadda, riceve Mereu, palla imprecisa qui, anticipo facile di De Rudas. Con le mani Fadda, sguscia in qualche maniera Mura, cerca spazio per il traversone, finisce per incartarsi da solo, toccare la palla con entrambi i piedi. Palla sul fondo, il Sorso che ha trovato il gol del pari in maniera piuttosto fortunosa, decisive comunque le palle inattive. Sul calcio d'angolo è arrivato il gol dell'Atletico Uri su un calcio di punizione da tre quarti, quello del Sorso. Cacace qua forse con un po' troppa apprensione, rilancia col mancino sulla pressione non decisissima di Puddu.
Piras apre a destra per Pireddu, prova a fare tutto da solo, il numero 2. Pireddu che avrebbe gradito un fischio a favore, non è stato dallo stesso avviso l'arbitro. Il direttore di gara stesso che ora va a redarguire qualcuno sulla panchina dell'Atletico Uri. Vediamo se si tratterà solo di un richiamo, così pare. Se verrà allontanato qualcuno dalla panchina di casa si può riprendere a giocare. Con le mani Cocco, fa ancora la guerra Fabrizio Falchi, rimane in piedi contro tutto e contro tutti, alla fine porta a casa un calcio di punizione, un autentico toro, il numero 19 di Pierluigi Scotto. Calcio di punizione dalla 3/4 per il Sorso. Battescano, una posizione simile rispetto al piazzato, ha portato in vantaggio il Sorso. Pulina prova in maniera decisamente velleitaria la conclusione direttamente in porta da circa 35 metri. Palla che batte un paio di volte per terra prima di oltrepassare la linea di fondo. Sotto lo sguardo attento di Emanuele Soggia. Il lancio di Soggia rallentato dal vento. Ancora Falchi ad anticipare Mereu, poi Pireddu prova a sbrogliare una situazione complicata per i suoi. Piras sul pressing di Cocco, guadagna il calcio di punizione, l'esterno basso sinistro della formazione romangina. Calcio di punizione per il Sorso, batte Cocco come spesso avvenuto dal fronte sinistro. Libera la retroguardia di casa, poi Piras in anticipo sull'avversario. Controllo di Scano, l'apertura a sinistra per Cocco, ora il Sorso prova a prendere coraggio. Pireddu però qua guadagna una rimessa laterale. Pudu prova a prolungare. Questa seconda parte di gara il numero 10 dell'Atletico Uri, con un Cocco più propositivo, costretto a qualche corsa all'indietro in più. Ciò ne limita il suo talento offensivo. Con le mani Pireddu, controlla Nicola Sanna, ultimo tocco è di Gutierrez. Sanna, duello con Cacace, prolunga per Pireddu, l'ottimo intervento in tackle di Pulina, se non abbiamo visto male, che si è abbassato per dare una mano alla fase difensiva dei suoi. Atletico Uri che riconquista solo per un attimo il pallone, lo recupera il Sorso, fallo di Piras, calcio di punizione per gli ospiti, 24esimo minuto al Peppino Sau di Usini, 1-1 tra Atletico Uri e Sorso. Puledda al 41esimo, autogol di Fadda al 62esimo. Riesce in qualche maniera a sgusciare Golia, tentativo di traversone da destra, ultimo tocco di Alessio Fadda, tiro dalla bandierina per il Sorso. Andiamo anche a ragguagliarvi su quello che è il risultato parziale dell'altra semifinale che si sta giocando alla Piramide di Sorso, 0-0 il parziale tra Stintino e Torres, sfida anche questa che vi stiamo raccontando in questo weekend ricchissimo di Directa Sport. Calcio d'angolo battuto da Pulina, palla che danza e rimbalza pericolosamente per l'Atletico Uri all'interno dei 16 metri, poi il tentativo di cross di Pulina sul secondo palo è semplicemente impreciso, non c'è nessun tocco di alcun giocatore di Salaris. Rimessa dal fondo per i padroni di casa, non ha fretta Emanuele Soggia. Tanto Salaris ha probabilmente pronto un altro cambio. Lancio lungo di Soggia a saltare Mura, controlla col destro,
palla lunga per Falchi, fa buona guardia Sini, lancia a lungo Fadda per liberare la propria tre quarti, non riesce a tenere questo pallone in campo, non può tenere questo pallone in campo Mura, tanto qua Golia prova ad andare via Fadda, maggiore fisicità del terzino di Salaris, prova comunque a sgusciare Golia in qualche maniera, l'ultimo tocco è dell'Atletico Uri, è il 17 del Sorso, viene fuori da una situazione complicata col massimo possibile, la rimessa laterale già battuta da De Rudas, Ruggiu prova a memoria in mezzo, palla che non trova alcun compagno pronto a intervenire, prova a ripartire, grande giocata di Fabio Mura, arriva il cartellino giallo per Marco Cacace, grande giocata di Fabio Mura che si era liberato con una veronica del capitano del Sorso che diventa il settimo ammonito di questa semifinale playoff tra Atletico Uri e Sorso, che sta andando in scena sul sintetico del Peppino Sau di Usini. Mereu all'indietro da Puledda, apertura sulla destra, ancora una volta rallentata dal vento, salta Ruggiu, controlla Pulina, si apre a destra Golia, non può vederlo Pulina, di conseguenza non può neanche servirlo, recupera palla, la formazione di Salaris con Piredu, si butta dentro Nicola Sanna, Piredu non ha linea di passaggio per servirlo, Piredu che si trascina palla in fallo laterale, poi va a toccarsi con Cocco, vediamo quale sarà l'interpretazione dell'assistente, che era decisamente più vicino del direttore di gara per valutare quello che è stato lo scontro tra Cocco e Piredu, con quest'ultimo rimasto a terra. Direttori di gara che non optano per alcuna sanzione disciplinare per il terzino sinistro della formazione biancoceleste. Con le mani Cocco, non stiamo per entrare nella fase caldissima del match, di prima Ascano cerca Falchi, la Pulina a disturbare col suo pressing Puledda che per non rischiare getta palla oltre la linea del fallo laterale, mentre per Salaris esce il numero 10 Marco Pudu ed entra il numero 15 Matteo Ted, dato non in perfette condizioni dopo un brutto fallo in cui è stato vittima nell'ultima giornata di campionato, quella sul campo della Ferrini, pareggiata dall'Atletico Uri con il punteggio di 1-1. Attenzione dunque alla velocità di Matteo Ted, il capocannoniere della formazione di Salaris, 14 gol nel suo campionato. Calcio d'angolo sul secondo palo, prova a saltare Gutierrez, anticipo secco questa volta dalla difesa dell'Atletico Uri, poi prova a correre il campo Fadda, protegge il pallone Cocco e trova con pizzico d'esperienza un prezioso calcio di punizione che consente al Sorso di mantenersi in proiezione offensiva e all'Atletico Uri di non ripartire. Calcio di punizione che verrà battuto col mancino da Ascano, palla all'interno dei 16 metri che sbuca pericolosamente, ha segnato il Sorso, ha segnato Paolo Ascano, calcio di punizione dalla tre quarti, non tocca nessuno e palla che va a insaccarsi sul secondo palo, due gol molto simili quelli subiti dalla formazione di Salaris, ha segnato Paolo Ascano, siamo al 74esimo minuto direttamente su calcio di punizione praticamente da 35 metri, un tentativo di cross, palla che è diventata pericolosa per l'Atletico Uri, non ha toccato nessuno, la palla che è andata a insaccarsi sul secondo palo beffando Emanuele Soggia per il punto dell'1-2, la rimbaltata dunque il Sorso, terzo gol su 3 di questa sfida su palla inattiva ed ora l'Atletico Uri ha un quarto d'ora di tempo per riacciuffare almeno i tempi supplementari, oppure sarà il Sorso a guadagnare la finale contro la vincitrice della sfida tra Stintino e Torres, che ricordiamo si sta giocando alla piramide di Sorso, colpo di testa di De Rudas a farsi vedere Luca Ted, termina a terra Ruggiu, si gioca
palla che resta al limite dell'area del Sorso, prova a costruire qualcosa di interessante l'Atletico Uri, il controllo del numero 14 Luca Ted, pressing di Cacace è irregolare. Arriva la segnalazione del primo assistente, il signor Meloni, che richiama l'attenzione dell'arbitro, che concede il calcio di punizione in zona d'attacco per l'Atletico Uri, tutto quando manca meno di un quarto d'ora al termine della sfida, o perlomeno al termine dei 90 minuti, che potrebbero diventare 120 in caso di pareggio della formazione di Salaris. Ora chiaramente tutto il Sorso a protezione della propria tre quarti. Atletico Uri lascia il solo Ireddu a tre quarti campo, e Soggia che funge da libero con i piedi nel cerchio di centrocampo. Calcio di punizione affidato a Mereu. Da parte della posizione inizialmente irregolare Ted, vediamo se andrà a bloccare per qualche compagno. Il calcio di punizione di Mereu sul primo palo, la palla alla sfida! Ha pareggiato l'Atletico Uri, altro gol su palla inattiva a toccarla, questa volta è stato Fabio Mura, 76esimo minuto, 2-2 al Peppino Sau di Usini. Esplode la gioia del pubblico di casa, dunque l'Atletico Uri riacciuffa il pari 2-2 al Peppino Sau di Usini. Il gol questa volta di Fabio Mura, altra palla inattiva, mentre tanto un cumulo di uomini nei pressi del secondo assistente. Forse a protestare per una presunta posizione irregolare di Mura o comunque di qualche giocatore dell'Atletico Uri. Si accendono gli animi, ovviamente noi non siamo in grado di vedere bene dalla nostra postazione ciò che sta succedendo e quale sia la richiesta che il Sorso sta rivolgendo alla terna arbitrale. Fatto sta che la partita è ferma da almeno un minuto e mezzo, l'arbitro osserva da lontano i contendenti, vediamo un po' se e quali saranno le sanzioni disciplinari verranno prese dalla terna. Dunque 2-2 al Peppino Sau. Noi approfittiamo della pausa per ricordarvi quella che è stata la successione delle reti. Atletico Uri che era passato in vantaggio al 41esimo minuto del primo tempo con il gol di Puleda, primo pareggio del Sorso con il gol con l'autogol di Fada al 62esimo minuto. Sorso che l'aveva ribaltata grazie alla punizione vincente di Scano. 2 minuti dopo, al 76esimo, il definitivo per ora 2-2 firmato da Fabio Mura. Fabio Mura giunto alla 10ª rete stagionale. Pertanto il direttore di gara chiama a sé Gutierrez e Roberto Sini. Deve essere un doppio cartellino giallo. Dunque dovrebbero condizionare d'obbligo essere stati ammoniti il numero 28 Gutierrez, che era già ammonito, e il numero 5 Roberto Sini. Eccolo qua, infatti il cartellino rosso per Gutierrez. Dunque ammonito lui, ammonito Sini. Gutierrez perde letteralmente le staffe e va a cercare vendetta. La spintona via Mereu, di fatto che il Sorso in 10. Gutierrez ha letteralmente perso la brocca. Ora viene trascinato fuori, servono 2 compagni per portare fuori l'ex difensore centrale del Tortolì. Non di certo un peso piuma, ma viene spintonato da Capitan Cacace, va a provocare
la tifoseria dell'Uri, che non si fa pregare per reagire e ricoprire il numero 28 di insulti. Dunque andiamo a ricapitolare le ultime decisioni del direttore di gara. Cartellino giallo per Robertossini, cartellino giallo per Gutierrez, già ammonito il numero 28 del Sorso, formazione di Pierluigi Scotto, e dunque rimane in 10 per questi 10 minuti più eventuali supplementari. 2-2 al Peppino Sau di Usini, gioco fermo da ormai 4 minuti. Il direttore di gara forse allontana anche qualcuno dalla panchina del Sorso. Era decisamente più divertente quando si giocava. Ne approfittiamo di questa pausa che oramai inizia a diventare veramente lunghissima per ricordarvi il parziale dell'altra semifinale playoff che si sta giocando alla Piramide di Sorso e che vede impegnate Stintino e Torres 0-0 il parziale nello stadio Romangino. È stato allontanato qualcuno dalla panchina del Sorso, non mister Pierluigi Scotto. Trentasettesimo minuto in corso, non si gioca da 5 minuti. Sorso in 10 e dunque Atletico Uri con 8 minuti più abbondantissimo recupero per evitare i tempi supplementari e chiudere la pratica nei 90. Vediamo un po' quale sarà la scelta di Salaris, che potrebbe tentare di sfiancare con altri 30 minuti di partita il Sorso, quindi non dannarsi l'anima rischiando contropiede. Stesso ragionamento potrebbe fare Scotto, che potrebbe rischiare tutto per chiuderla nei 90, vista l'inferiorità numerica figlia delle espulsioni di Gutierrez. È successo un po' di tutto negli ultimi minuti, il gol di Scano, quello di Mura dall'1-1 al 2-2 in 120 secondi. E poi il parapiglia. Ha visto l'espulsione di Gutierrez, finalmente possiamo tornare a parlare di calcio giocato. 2-2 tra Atletico Uri e Sorso, lancio lungo di Cocco a cercare Falchi, palla troppo alta per il numero 19, controllo di Pulina a sparare alla porta, si va all'indietro da Cocco che elude l'intervento di Piras, poi la palla in orizzontale, non controlla Scano, può ripartire in contropiede l'Atletico Uri. Controllo di Matteo Ted, lo scarico all'indietro per Alessandro Piras, non ha visto il movimento sulla sinistra di Mura, il colpo di testa a liberare del numero 23 Fois, prova ad andare via Mura, la palla centrale ben letta qua da Caccace, si salva il Sorso, prova ad andare via in qualche maniera il numero 17 Golia, trova un calcio di punizione. Batte Ruggiu, apre a sinistra per Cocco, si va sulla sua verticale da Pulina. Falchi apre a destra per Golia, cerca il filtrante per Pulina, netta superiorità numerica nella fase difensiva dell'Atletico Uri, ma qua ha visto Falchi gagliardamente far recuperare questo pallone, facendo la guerra letteralmente con tutti. Fa problemi alla spalla per il numero 19, si è accasciato a terra,
probabile lussazione alla spalla per Fabrizio Falchi. Chiaramente non siamo nella posizione più adatta per fornire una diagnosi corretta. Dato fare a sportellate non la prima volta nel corso di questa partita. Altra interruzione dunque al Peppino Sau di Usini, siamo al 41esimo minuto di questo secondo tempo. Rimasto a terra Fabrizio Falchi, non dovrebbe essere in grado di riprendere a giocare. Noi ricordiamo, siamo anche in diretta da Sorso per l'altra semifinale, Stintino e Torres parità anche tra la formazione di Stefano Gudassi e la rosso-blu sassarese. Siamo al 36esimo del secondo tempo da Sorso, siamo in grado, in attesa che si riprenda a giocare, di raccontarvi qualche fase dell'altra semifinale, con la Torres che prova ad attaccare ora sul fronte di sinistra. Ricordiamo che il regolamento è ovviamente lo stesso, la squadra che butta avanti questo pallone con Merenda, libera in qualche maniera Carrucciu, va a venire fuori lo Stintino. Torres che recupera qui palla alta. Torniamo chiaramente al Peppino Sau di Usini, perché è necessario l'intervento del 118 per Fabrizio Falchi. Vediamo se la telecamera del nostro Daniele Podi si dovrà valere il gioco forza della collaborazione del pubblico locale, riuscirà a fornirci un'immagine sufficientemente dettagliata delle condizioni di Fabrizio Falchi. Che dovrebbe essere stato vittima di una lussazione alla spalla sinistra. A terra molto dolorante il numero 19, autore di una prova generosissima. Siamo al 88esimo, praticamente negli ultimi 12 minuti, l'ultimo quarto d'ora scarso non si è mai giocato. Dopo il gol di Mura è arrivata l'espulsione di Gutierrez e ora questo brutto infortunio a Fabrizio Falchi. Mentre è arrivato in questo momento la notizia del cambiamento di risultato dalla piramide di Sorso, ha segnato la Torres. Siamo al 37esimo del secondo tempo, l'ha sbloccata la Torres. Attendiamo di comunicarvi quello che è il marcatore. La voce del nostro Roberto Rubio ci comunica che dovrebbe essere stato Spinola, autore del gol della Torres, l'attaccante argentino, ex Tortolì. Ha portato in vantaggio la Torres a pochi minuti dal termine, dunque Torres che a un passo dalla finale. Rimangono ovviamente incerti e non definitivi i nomi delle finaliste. Qui manca ancora tantissimo, il recupero sarà piuttosto corposo. La Torres è a 8 minuti dalla finale, 8 minuti in cui la formazione di Stefano Gudassi dovrà provare a portare la sfida ai tempi supplementari. Mentre ricordiamo anche quello che è il parziale dell'altra sfida della post-season del campionato di eccellenza. Nel play-out il Monastir guida con serenità per 4-0 contro il Calangianus e ha più di un piede nel prossimo campionato di eccellenza. Brutto tonfo quello del Calangianus, che l'anno scorso si era reso protagonista di una stagione di livello, andando a perdere la finale dei playoff promozione contro il Budoni di Mister Cerbone. L'aveva sconfitto col punteggio di 1-0.
noi approfittiamo di questa pausa per raccontarvi quelli che sono stati gli eventi del corposo weekend di Directa Sport che si è aperto ieri alle 15 con la sfida della pallavolo tra Polisportiva San Roque e Roma Volley. Vi abbiamo raccontato il play-out della 2 di calcio a 5 che ha visto protagoniste Fulsalossi e Leonardo Cagliari, uno scontro fratricida tra formazioni sarde, il ritorno del softball con la formazione di Nuoro che ha ospitato Collecchio, poi la doppia sfida per quello che riguarda la palla spicchi femminile con le due formazioni cagliaritane, il CUS e la Virtus, che hanno rispettivamente ospitato Basket Club Bolzano e Scuola Basket Faenza. La tripla diretta dell'eccellenza con Atletico Uri Sorso, Stintino Torres, Monastir Calangianus, anche il calcio a 5 femminile dal Pala Sant'Elio di Sassari con l'incrocio della Torres calcio a 5 contro il top 5 con le ragazze di Desole che hanno approfittato di quest'ultima giornata per allenarsi in vista dei playoff in serata per la Serie D. Gli highlights di Tortolì Monterosi e in differita la sfida tra Fotodinamico Cagliari e Treofan Battipaglia, mentre Fabrizio Falchi esce in barella tra gli applausi sportivi del pubblico che riempie le tribune del Pepino Sau di Usini. Esce Fabrizio Falchi, Scotto lo sostituisce con Federico Altea, giovane esterno alto. Falchi dolorantissimo, raccoglie gli applausi del pubblico avversario. Risponde con un cenno ringraziando della solidarietà il pubblico giallorosso. Dunque è entrato al suo posto Federico Altea, siamo al 47esimo minuto in corso. Ribadiamo che praticamente dopo il gol di Mura, arrivato al 76esimo, quindi poco più di un quarto d'ora fa, non si è praticamente colpo di testa di Scano al limite dell'area controllata da Pulina, spazza a Pireddu, controlla Nicola Sanna, l'esterno si va da Matteo Tedda, un po' di campo per andare il numero 15, cerca una palla in profondità per Mura ma è più reattivo dopo la chiusura avversaria. Il cross mancino di falda, buona tagliata sul secondo palo, buca la scivolata a Coccolo, sfera che però è troppo lunga per Piras, tre uomini dell'Atletico Uri nel rigore, il cross in mezzo di Piras, la girata del numero 11 Nicola Sanna e ci vuole uno splendido intervento di Matteo Spanedda a negare a Nicola Sanna il gol del 3-2. Siamo al 93esimo minuto, ricordiamo c'è ancora tantissimo da giocare al Pepino Sau di Usini. Atletico la vuole chiudere in 90. Mereu, palla sul secondo palo, salta Sanna, due palle gol nel giro di pochi secondi per l'Atletico Uri, mentre arriva la notizia del raddoppio della Torres dalla piramide di Sorso. Dunque Torres praticamente in finale playoff, sconfitto lo stintino di Stefano Udassi. Proveremo a scoprire quelli che sono stati i marcatori e darvene conto nel proseguimento della partita. Tanto qua Matteo Tedde solo davanti a Spanedda, Tedde ha segnato l'Atletico Uri, ha segnato Matteo Tedde, la firma del 15, la firma del capocannoniere che ricordiamo aveva iniziato la sfida dalla panchina. Dunque al 94esimo minuto Atletico Uri 3, Sorso 2, il gol di Matteo Tedde che ha punito un brutto piazzamento della retroguardia biancoceleste. Ora giocatori del Sorso che nella persona di Rugiu
Cacace e Pulina vanno a lamentarsi dal primo assistente, il signor Francesco Meloni, per una presunta posizione regolare di Matteo Tedde che ha messo così a segno quello che è il suo 15° gol stagionale, portando Atletico Uri in vantaggio dopo che la stessa formazione di Salaris si era, lo ricordiamo, portata in vantaggio per 1-0, se l'ha vista prima raggiungere e poi superare dall'autogol di Falda e dal gol di Scano, salvo poi pareggiare 2 minuti dopo con Mura e ribaltarla chissà se in maniera definitiva con Matteo Tedde al 94° minuto. Tanto ci sono le proteste di Scotto, non convinto della regolarità della posizione da cui è partito Matteo Tedde. Decisione arbitrale presa, si gioca. Là c'è il pressing di Mura irregolare su Christian Fois, calcio di punizione per il Sorso. Lo batte Paolo Scano, dopo di testa di Pireddu a liberare. Piras non riesce a tenere il pallone in gioco. Servito veramente poco a Matteo Tedde per lasciare la sua impronta in questa semifinale playoff. Gol pesantissimo, superfluo a dirlo, ma pesantissimo. Tanto qua c'è una conclusione dalla distanza, viene deviata, ha provato la conclusione da fuori Altea, dovrebbe trattarsi dell'esterno alto, classe 97. Conclusione deviata, calcio d'angolo per il Sorso, batte il numero 17 Golia, palla sul secondo palo, libera in qualche maniera la retroguardia di casa e può ripartire in contropiede l'Atletico Uri con Matteo Tedde. Partita da 4% di Salaris, palla troppo corta di Tedde per tutti, è dato praticamente in parità numerica l'Atletico Uri a provare a sfruttare questa ripartenza, mentre tanto è rimasto a terra un giocatore della formazione di casa. Infortunio che potrebbe ulteriormente prolungare il recupero. Siamo al 52° minuto del secondo tempo, Atletico Uri 3, Sorso 2. È rimasto a terra Alessandro Piras. Piras che recupera la propria verticalità, si può riprendere a giocare. Questa sfida infinita al Peppino Sau di Usini. Altea prova l'apertura a destra, Sorso che aveva collassato, era collassato tutto sul fronte sinistro. Golia, palla sul secondo palo a cercare Pulina, la chiusura provvidenziale di Puledda. Mura va a ripartire il contropiede del Sorso, intervento sul pallone di Ruggio, poi calcione disinteressato di Mura su Ruggio, si gioca per il vantaggio, vediamo poi quale sarà la sanzione disciplinare, se ci sarà sanzione disciplinare per il numero 7 dell'Atletico Uri. Golia cerca palla sul secondo palo, la sponda all'indietro per Altea, l'anticipo di Piras, palla che però arriva a Golia e si coordina col destro, conclusione che pareva interessante ma viene respinta dal corpo di Fadda. Poi c'è fallo al limite dell'area e calcio di punizione per il Sorso. Siamo a 17-18 metri rispetto alla porta difesa da Emanuele Soggia. Allora altra chance da fermo per la formazione di Pierluigi Scotto. Si lamenta Nicola Sanna, siamo al 99°. Atletico Uri ha da ridire sulla bontà della decisione del signor Riba, che ricordiamo sta dirigendo questa semifinale playoff con l'aiuto dei signori Francesco Meloni e Flavio Pisu. Compito difficile quello del signor Riba, calcio di punizione al limite per il Sorso. Sul punto di battuta rimane il solo Giacomo Cocco, che ora invece si allontana lasciando probabilmente l'onere allo specialista Michele Pulina. Ora torna anche Cocco, vediamo se il Sorso batterà col mancino o col destro. 2-3 elementi del Sorso a disturbare la visuale di Emanuele Soggia. Arriva il fischio di Iba, parte Pulina sulla barriera, poi Cocco, cerca spazio per il cross, prova ad andare via sulla destra,
trova il fallo di Piras e altro calcio di punizione per il Sorso, non perfetta la battuta. Calcio di punizione per il Sorso, lato corto dell'area di rigore. Sul punto di battuta c'è Simone Golia, 55 minuti nella ripresa, siamo al 100°. Tutto l'Atletico Uri nella propria area di rigore, quasi tutto il Sorso. Calcio di punizione di Golia, la deviazione di Mura, calcio d'angolo per il Sorso che prova con la forza della disperazione a trovare il gol che porterebbe la partita ai tempi supplementari. Alla bandierina ancora Golia sul primo palo, libera di testa Fabio Puledda. Antonelli. Altro corner. Sempre Golia, sempre sul primo palo, libera ancora Atletico Uri, poi altro calcio di punizione per l'Atletico Uri, fallo su Scano. Scandalo, gridiamo scandalo! Siamo rimasti in silenzio per farvi sentire il disappunto del pubblico locale, che non ha gradito più di un fischio del direttore di gara. Altra chance dal limite, posizione più centrale rispetto a quella precedente. Stavolta non c'è Pulina. Posizione per il Sorso. Potrebbe andare Cocco, l'altro candidato alla battuta è Simone Golia. Pulina stavolta si allontana, va a Cocco da limite a scavalcare la barriera e palla che sfiora l'incrocio dei pali. Il bel calcio di punizione di Giacomo Cocco, che ha trovato un gol in questo campionato, l'ha trovato proprio sul calcio di punizione nella sfida di andata. 58° della ripresa. 3-2 per l'Atletico Uri, con tutta calma rilancia Emanuele Soggia, duello aereo con Luca Ruggiu, svetta su Luca Ted, poi prova a guadagnare un calcio di punizione, arriva il raddoppio vincente di Piras, può provare a chiudere l'Atletico Uri, palla brutta per Nicola Sanna, ma il possesso è ancora giallo-rosso con Mereu che va all'indietro dal proprio estremo difensore Emanuele Soggia, che controlla il pallone con il ginocchio destro. Il rilancio lungo, salta Fois, l'Atletico Uri ha già recuperato il pallone con Piras, a duello con Ruggiu, vince il rimpallo Alessandro Piras, c'è la possibilità di servire in verticale Fabio Mura, si accentra Piras, c'è Nicola Sanna al limite, arriva il fallo, il cartellino giallo per Christian Fois, il calcio di punizione ai 20 metri per la formazione di Salaris, quarto ammonito nelle fila del Sorso. Si tratta di Christian Fois, 13 minuti di recupero. Calcio di punizione per la formazione di Salaris, con Mereu che sistema con cura il pallone. Sarà quasi sicuramente lui a provare la conclusione, anche se prova a rubargliela tra virgolette Fabio Mura. In zona c'è anche Fadda, barriera a 4 per Spanedda. Aspetta solo il fischio di Ibba, la finta di Mura, parte Mereu a giro, la parata di Spanedda, ha trovato lo specchio della porta Stefano Mereu. Eccoli qua, i 3 fischi di Michele Ibba, è finita. Atletico Uri Sorso, formazione di Salaris che approda alla finale playoff. 3-2 il punteggio finale, andiamo rapidamente
a ragguagliarvi sulla successione delle reti. Atletico Covri che era passata in vantaggio al 41esimo minuto con Puleda, al 62esimo l'autogol di Fada, al 74esimo il gol di Scano per il vantaggio del Sorso, poi il 76esimo il gol di Fabio Mura, al 94esimo il gol che ha deciso la sfida di Matteo Ted. Tanto squadre che abbandonano il terreno di gioco non con troppa serenità, potrebbe essersi accesa una rissa nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi. Noi vi lasciamo con le immagini, per quello che riusciamo a riprendere, della telecamera del nostro Daniele Podighe, che ringrazio per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Ricordo per l'ultima volta che l'Atletico Covri ha battuto il Sorso per 3-2 e ha guadagnato la finale playoff contro la Torres, che ha battuto lo Stintino. Tanto c'è purtroppo una brutta coda a quella che è stata una bellissima partita. C'è la necessità dell'intervento delle forze dell'ordine. Dunque per l'ultimissima volta Atletico Covri Sorso 3-2, Atletico Covri in finale contro la Torres. Io ringrazio Daniele Podighe per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida e Mauro Farris per la regia della stessa. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.